e dal sito. Dopo l'assassinio dei 2 poliziotti a Trieste, 4 agenti sono stati aggrediti a Venezia. Sulla questione interviene il presidente del Veneto, Luca Zaia. Nasce il fronte bipartisan per il sì, che organizzerà incontri a Mestre e Venezia per convincere gli indecisi a votare sì alla separazione e formare 2 distinti comuni. Gare clandestine di auto e moto a Zelarino nella strettissima via Scaramuzza, la denuncia di un pensionato fino ad oggi mai ascoltato dalle autorità competenti. Per la prima volta insieme i lavoratori delle industrie di Porto Marghera chiedono alla politica risposte concrete per il rilancio dell'area e dei posti di lavoro. Tanti gli interrogativi che ci si è posti in un'assemblea pubblica, il comitato ex Umberto I Bene Comune, i cittadini chiedono a Cafarsetti la condivisione dei progetti. Al via Vai Veneto, il workshop internazionale del turismo del Veneto che ha raggiunto numeri da record anche nelle nostre montagne fortemente penalizzate dal maltempo dello scorso anno. È del Lido la pluricampionessa azzurra di canoa, si chiama Margherita Valerosi, ha vinto 3 titoli italiani su 3 nel singolo di canottaggio su 3 distanze diverse. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. A distanza di qualche giorno dalla morte dei 2 poliziotti in questura a Trieste, 4 agenti sono stati aggrediti a Venezia. Sulla questione interviene il governatore del Veneto, Luca Zaia. Vanno difesi i nostri uomini e donne delle forze dell'ordine, non deve essere una difesa di parte, è un dato di fatto, sono delle istituzioni che si occupano della sicurezza dei noi cittadini. Dall'altro penso che tutti questi episodi ci insegnano una cosa, la necessità di dare la possibilità a questi signori di fare il loro mestiere e farlo per bene, modificare ovviamente le norme, e siamo ancora in un paese nel quale ammanettare un delinquente è quasi un sopruso. Io dico, se c'è chiunque viene fermato e c'è una necessità di ammanettarlo, è giusto che venga ammanettato, perché anche la partita delle manette è una partita fondamentale, visto e considerato che quelle sono un'azione di contenimento che potrebbe evitare un sacco di guai. Il governatore Zaia commenta così l'ennesima aggressione a danno delle forze dell'ordine. 4 agenti di polizia infatti sono stati aggrediti a Venezia dalla stessa persona a poche ore di distanza. Si tratta di un senza tetto romeno 35enne con problemi psichici più volte segnalato e denunciato. Il primo episodio venerdì alla stazione Santa Lucia, dove l'uomo spesso si aggira cercando lo scontro perché pretende di mangiare nei bar senza pagare. A essere preso di mira in questo caso un agente della Polfer intervenuto per identificarlo e che si è ritrovato ferito. Il 35enne è stato arrestato ma subito liberato in attesa della perizia psichiatrica. Domenica mattina però si è verificato il secondo episodio che ha richiesto nuovamente l'intervento della polizia ferroviaria. L'aggressore ha colpito 3 agenti provocando a uno la frattura del polso con una prognosi di 30 giorni, agli altri 2 lesioni meno gravi con 15 e 5 giorni di prognosi. L'uomo è stato nuovamente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, ma questa volta il PM ha deciso di mandarlo in carcere in attesa della convalida. Gli episodi sono stati commentati dai sindacati di polizia, SIULP e SAP, che hanno evidenziato il problema della sicurezza per il personale delle forze dell'ordine, posizione condivisa anche dal governatore veneto, che si mette a disposizione del collega friulano dopo il barbaro omicidio di 2 agenti a Trieste. Noi oltre a partecipare al cordoglio, essere vicini alle famiglie, tutto quello che possiamo fare, assolutamente noi ci siamo, poi coscienti del fatto che la partita non riguarda la nostra regione dal punto di vista territoriale, con il massimo rispetto poi per tutte le iniziative che farà il collega Federica, che noi sosteniamo, qualora ci fosse chiesto anche di sostenere iniziative, assolutamente sì, soprattutto a favore delle famiglie. Corse clandestine e gare di alta velocità di auto e moto. Accade da tempo a Zelarino, dove nonostante le varie segnalazioni girate all'amministrazione comunale ancora nessuno è intervenuto. La denuncia di un pensionato del posto. Non solo che di notte fanno le corse, anche durante il giorno. Ci sono macchine qua che scorrono 150 minimo all'ora.
Le corse clandestine con macchine che sfrecciano a tutta velocità nella strettissima stradina a doppio senso di marcia, via Scaramuzza, frazione di Zelarino, esattamente dietro all'ospedale. È il signor Bruno, pensionato del posto, a denunciare quanto accade da tempo sotto gli occhi esterrefatti di chi abita a 2 passi dalla via, utilizzata come pista di competizioni sportive illegali anche delle 2 ruote. Che neanche con le moto, è una cosa impressionante. Ben conosciuti qui i piloti di queste gare clandestine. E se ti metti a protestare cerchi di far baruffa, perché questo è il problema. Sono 4 arroganti. A vuoto tutte le segnalazioni fatte finora a chi di competenza. La figlia mia chiama quasi ogni settimana perché sta qua, io sto sul pezzo dentro di casa. E la risposta qual è da parte dell'amministrazione comunale? Lo sappiamo, lo dobbiamo fare e questa è la cosa. Cioè, lo sappiamo e nessuno si muove. Esattamente, siamo dimenticati dal comune, nel vero senso della parola, perché pensare che il sindaco abita poco distante da qua. La politica non sono ancora molte le prese di posizione ufficiali nel mondo politico veneziano sul referendum per la separazione di Venezia e Mestre, ma è nato un fronte bipartisan per il sì che organizzerà incontri in entrambe le città. Politicamente non siete sempre sulle stesse posizioni, però c'è una cosa che vi unisce, qual è? È una trasversalità del tutto comprensibile, qui non si vanno a ragionare su ideologie o confessionalità, si ragiona in ordine alle necessità amministrative di una società che ormai è ben diversa da quella di molti anni fa. Vincenzo Conte, presidente della municipalità di Mestre e del Partito Democratico. I consiglieri comunali Renzo Scarpa e Ottavio Serena sono stati eletti a Cafarsetti sul fronte opposto. Assieme formano uno schieramento trasversale che si è espresso a favore della creazione di 2 comuni, Venezia e Mestre. Ci accomuna l'analisi dello stato di queste 2 città e la conseguente preoccupazione. Quindi noi abbiamo anche composto un gruppo l'altro ieri sera, composto proprio in modo eterogeneo da persone che appartengono a collocazioni politiche estremamente diverse. Nell'assenza di prese di posizione ufficiale da parte di molti partiti spiccano le figure che da destra a sinistra si sono invece incontrate nel tavolo bipartisan del gruppo misto, un intergruppo per il sì al referendum che organizzerà incontri a Venezia e a Mestre aperti a tutta la cittadinanza. Cercheremo di non fare delle chiacchiere cercando di portare dei dati di fatto e abbiamo già iniziato a raccoglierli proprio per dare delle risposte precise ai cittadini, perché chiedono dei dati di fatto, chiedono quale sarà il bilancio futuro di Mestre, quale sarà il bilancio futuro di Venezia e quindi bisogna rispondere in modi concreti e non con a volte dei discorsi che ormai sono con dialettiche superate e molto datate. I lavoratori delle industrie di Porto Marghera hanno firmato per la prima volta insieme un accordo per chiedere alla politica il rilancio concreto dell'area e la salvaguardia dei posti di lavoro anche per scongiurare la fuga degli alimentaristi. Su Porto Marghera particolare attenzione desta la posizione degli alimentaristi con aziende che dopo aver investito si vuole restino nel territorio. Vedo che la volontà c'è di rimanere qui e di riattivare un polo industriale in questa zona che ha una storia, ma che potrebbe ancora averne una, e abbiamo bisogno ovviamente che si crei una sinergia tra le parti e quindi un accordo anche con le istituzioni che per una volta devono imparare a dare voce. Per la prima volta insieme le principali categorie industriali di Porto Marghera, FIOM, FILC, TEM e FLAI, compatte per la cura del lavoro e dell'ambiente dell'area industriale di Venezia, chiedono l'urgenza di una concreta riqualifica dell'area. Abbiamo bisogno di organicità, abbiamo bisogno di rilanciare una discussione vera, seria e che porti dei frutti nel prossimo futuro, sfruttando le potenzialità che ci sono di Marghera, sfruttando l'industria 4.0, sfruttando l'economia circolare. Porto Marghera è in una situazione da tempo di difficoltà
nel senso che abbiamo assistito a dismissioni e a perdite di posti di lavoro. L'area di crisi complessa è uno strumento che è stato messo in campo per provare a rilanciare Porto Marghera, così come altri strumenti che potrebbero essere messi in campo. Al momento è ancora in una fase di definizione. Le tre categorie sindacali compatte nel lanciare questo chiaro messaggio alla politica. Bisogna porre al centro il lavoro, bisogna porlo con delle politiche che lo valorizzino, appunto, e soprattutto non compiendo scelte sbagliate. La discussione sulla messa delle grandi navi a Porto Marghera, per conto nostro, è un appunto di queste. Quale destinazione per gli edifici pubblici nell'area dell'ex Umberto I a Mestre e più in generale quale sarà e come sarà l'area integrata dal punto di vista viario della città? Sono alcuni degli interrogativi che si è posto in un'assemblea pubblica il Comitato ex Umberto I Bene Comune. Quale sarà il futuro di un'area sopra i 4 ettari nel cuore della città non può non interessare i mestrini. Lo testimonia la sala Laurenzianum di Piazza Ferretto, gremita per il dibattito promosso dal Comitato ex Umberto I Bene Comune. D'altro canto ci si trova di fronte ad un'opportunità storica per ridisegnare un'area strategica di Mestre abbandonata al degrado da un decennio. L'area è stata acquistata da un gruppo privato, ma rimangono ad esempio alcuni edifici di pertinenza pubblica. Si ha intenzione di manutenere semplicemente questi edifici che stanno andando in rovina e che hanno anche un valore storico importante perché sono dei primi del Novecento. Abbiamo l'unica area vincolata che è quella della casetta delle suore, vincolata dalla soprintendenza, però anche questi edifici fanno parte di un'epoca che sicuramente va sotto tutela. Ecco. Il nostro problema è avere appunto delle risposte e l'amministrazione comunale in questo momento, il suo silenzio rispetto agli impatti che potrà avere questa apertura anche commerciale è un silenzio molto pesante. La richiesta che arriva dal Comitato è di un maggiore coinvolgimento in un dibattito che in fondo riguarda l'intera città e quindi inevitabilmente anche chi ci abita. L'ex CUP, che è ancora in buono stato per esempio e con poco potrebbe essere riutilizzato, potrebbe ospitare un asilo perché ha uno spazio verde fuori ed è in buono stato di manutenzione. Le attività commerciali, i presidi sociali, gli uffici pubblici, tutte queste sistemazioni fanno parte di una competenza di pianificazione che spetta solo all'amministrazione comunale e che non la sta facendo e sta presentando questa operazione con una mera trattativa privata in cui i cittadini non c'entrerebbero nulla. Ecco, noi diciamo che invece qualcosa c'entriamo. La cronaca con 3 giovani dell'Est Europa che sono stati arrestati dai carabinieri di Marcone poco dopo aver rubato dei motori marini da un deposito della città metropolitana di Venezia. Arrestati in flagranza di reato per concorso in furto aggravato. In manette sono finiti un uomo e una donna ucraini e un moldavo, tra i 22 e i 24 anni, residenti a Spinea e Mestre e con precedenti di polizia. I carabinieri li hanno fermati in auto alle 3 di notte nell'area commerciale di Marcon. Nel portabagagli c'erano 3 motori marini da imbarcazione e sotto i sedili posteriori un campionario di arnesi composto da pinze, cacciaviti, tenaglie, chiavi inglesi, torce, walkie-talkie, carrelli e berretti di lana utilizzati secondo i carabinieri per il travisamento. I motori trovati erano sotto sequestro, custoditi dalla polizia provinciale nel deposito della città metropolitana di Venezia a Marcon. I giovani hanno ammesso il furto avvenuto poco prima, tranciando con la tenaglia la recinzione. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta al Via by Veneto, il workshop internazionale del turismo del Veneto che ha raggiunto numeri da record anche nelle nostre montagne fortemente penalizzate dal maltempo dell'anno scorso.
oltre appunto 250 buyers provenienti da 56 paesi diversi, quindi quest'anno abbiamo gente che viene un po' da tutto il mondo, quindi 10 paesi in più rispetto all'anno scorso. Numeri importanti, una stagione che anche quest'anno è in crescita, una leggera crescita, ma teniamo conto che veniamo da 5 anni in Veneto di crescita costante. Numeri da record per la 18ª edizione di By Veneto, il workshop internazionale del turismo della nostra regione, apertosi a Laguna Palace di Mestre. Più arrivi ma meno presenze, questo perché è cambiato modo di fare turismo. E noi dobbiamo sempre dire grazie ai nostri operatori che sono i primi che con la valigetta in mano vengono qua al By Veneto a vendere il loro prodotto. Un turismo che effettivamente non è più lungo, non stanno più settimane o 10 giorni, è breve, a volte anche addirittura un weekend, in particolare quello italiano, cioè quello domestico. Però anche gli stranieri ultimamente tendono a fare più vacanze ma di breve termine, e quindi su questo ci stiamo anche adeguando. L'idea è quella di creare By Veneto specifici dedicati alle tematiche dei singoli comprensori, come è stato fatto quest'anno per la montagna. Una montagna che dopo essere stata duramente colpita a quasi un anno di distanza è rinata. Sono stati fatti anche grandi interventi di valorizzazione, tra l'altro il fatto di ripristinare, di mettere a posto anche dal punto di vista infrastrutturale le nostre strade, gli acquedotti e quant'altro ci ha portato anche a fare degli investimenti che li vediamo anche in lato turistico. Penso per esempio al lago di Alleghe, che lo stiamo risvuotando, in sostanza togliere tutti i detriti, rifare le piste ciclabili attorno, oppure insomma i serai di Sottoguda che sono rifatti completamente, quindi diciamo che prendiamo il bicchiere mezzo pieno e questa disavventura che abbiamo avuto con l'uragano Vaia si trasforma in 300 milioni di euro di investimenti nella montagna che porteranno benessere anche al turismo. Arte e cultura alla Scuola Grande di San Rocco di Venezia per la 10ª edizione del premio giornalistico Paolo Rizzi. Sono Sergio Frigo de Il Mattino per la sezione Arte e Cultura e come vincitore assoluto Pino Lazzaro della Difesa del Popolo per Società e Ambiente e Giulia Basso de Il Piccolo nella sezione Intervista, i vincitori della 10ª edizione del premio giornalistico Paolo Rizzi, istituito da un decennio in ricordo del noto giornalista e scrittore veneziano. La cerimonia si è tenuta alla Scuola Grande di San Rocco. Menzione speciale a Francesco Verni del Corriere del Veneto. Il premio alla carriera è stato consegnato a Bruno Vespa, che ha tra l'altro ripercorso in un colloquio con il presidente di giuria Vittorio Piero Bon alcune delle sue interviste più celebri e scambiato anche qualche frecciatina con il giornalista e scrittore Massimo Fini, già vincitore di una precedente edizione del premio Rizzi alla carriera. In sala era presente anche un'altra ex vincitrice, Isabella Bossi Fedrigotti. La giuria di giornalisti che ha decretato il premio era affiancata anche da una giuria di grandi lettori. Siamo allo sport con l'impresa realizzata dalla giovanissima Margherita Valerosi, atleta veneziana del Circolo Canottieri di Adora, che a 16 anni è riuscita a vincere 3 titoli italiani su 3 nel singolo di canottaggio su 3 distanze diverse. 3 titoli italiani su 3. Un traguardo mai raggiunto dal suo circolo, la Canottieri di Adora del Lido di Venezia, da una sola atleta. C'è riuscita lei, entrando nella storia del suo club e dello sport italiano. Parliamo di Margherita Valerosi, 16 anni, campionessa italiana di canottaggio nel K1 per la categoria ragazze. Sempre prima nelle gare disputate all'Idroscalo di Milano su 3 distanze diverse. Iniziando sulla distanza di 1000 metri, proseguendo con i 500 e chiudendo con la ciliegina sulla torta dei 200. Margherita, allenata da Andrea Bellipanni, è stata più forte anche della sfortuna che l'aveva bersagliata nella preparazione. Non è stato facile, ho dovuto superare diversi ostacoli e all'inizio di quest'inverno ho avuto una malattia che mi ha ostacolato il primo raduno invernale con la nazionale. Un'escalation di emozioni e risultati per Valerosi, sostenuta a Milano anche dal tifo di papà Massimiliano, pure lui azzurro plurititolato nel canottaggio, e mamma Caterina, arrivati a Milano con tutta la famiglia. Pratico canoa quando ne ho 8 e questa passione me l'ha trasmessa mio papà, Massimiliano, che ha fatto parte di un gruppo sportivo, Fiamme Gialle,
e ha indossato anche lui la maglietta azzurra con me. E la favola di Margherita, giovane promessa azzurra, è appena all'inizio. C'è da scommettere che presto sentiremo ancora parlare di lei. Siamo adesso al basket, 75-70, ancora un risultato amaro per l'Umana Reyer al Paladozza contro Virtus Bologna, dove nel secondo tempo, nonostante un ottimo recupero, la Virtus è stata dominante grazie ad un Milos Teodosic, protagonista di uno straripante quarto, un inizio di campionato non certo straordinario per i campioni d'Italia in carica. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10 questa sera in studio, l'assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile Giampaolo Bottaccini, e poi a seguire come ogni lunedì in prima serata a partire dalle 21:15 Ring, la politica alle corde, l'attualità in primo piano, in collegamento da Trieste per parlare naturalmente della sparatoria in questura di venerdì pomeriggio, Lorenzo Tamaro del SAP in studio, l'onorevole Roger De Menec, deputato del Partito Democratico, Massimiliano Barison, consigliere regionale di Veneti Uniti, e Marcello Bano della Lega. Per questa edizione è davvero tutto, non mi resta che lasciarvi le previsioni del tempo e augurarvi un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Ben trovati al meteo. Tempo asciutto e stabile dappertutto con il sole che sarà prevalente, ma vediamo il dettaglio di martedì 8 ottobre. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso al mattino, in buona parte coperto dalle nuvole, ma non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Dal pomeriggio invece saranno possibili maggiori spazi soleggiati. Temperature stazionarie in linea con la media del periodo, minime tra 8 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra 16 e 19 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata sarà caratterizzata da una maggiore presenza del sole, solamente con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime oscillanti invece tra i 18 e i 19 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso, a tratti anche coperto, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime tra 18 e 19 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia della nostra emittente. Arrivederci.